Francesco Picarella, presidente di Federalberghi. Siamo al 7 luglio, un bilancio di questi 6 mesi di Agrigento Capitale della Cultura, ovviamente dal suo simposio di rappresentante degli operatori del settore alberghiero. Ma sicuramente è un inizio d'anno di grande prospettiva. Diciamo che gennaio, febbraio e marzo, con l'inizio del Mandorla in Fiore, ci sono state tante prenotazioni e soprattutto grande speranza per quest'anno capitale della cultura. Poi purtroppo è inutile nasconderlo, giugno comunque è un mese di grandi difficoltà per il turismo nostrano e diciamo che siamo in attesa di capire, ecco, luglio e agosto, quindi le grandi masse cosa faranno e se appunto fortunatamente proveranno a sceglierci rispetto ad altre destinazioni. Non è diciamo un anno bellissimo purtroppo da questo punto di vista, ci saremmo aspettati diciamo molto di più, ma speriamo che diciamo, questi altri 6 mesi possano essere di riscossa per il turismo agrigentino. Abbiamo visto anche un calo di presenza alla Valle dei Templi, un flusso negativo, una cosa strana, insomma. Ma è proprio quello che dicevo, è inutile nascondere che i dati, quelli dell'anno scorso, quelli certificati dalla Regione Sicilia, non ci hanno, diciamo, entusiasmato perché questa perdita di presenze di quasi il 10% in provincia di Agrigento ci ha fatto storcere il naso e naturalmente anche un po' preoccupare. Inutile nasconderlo, purtroppo il titolo di capitale della cultura ha inevitabilmente messo anche una lente di ingrandimento sulla città, con le sue difficoltà, con i suoi problemi, con il suo modo di essere, e quindi inutile nasconderlo, qualche pubblicità negativa è arrivata e quindi noi dobbiamo tenere conto anche insomma, di questa lente di ingrandimento sulla città di grandi difficoltà. Però ecco, noi dobbiamo continuare a essere assolutamente positivi e speriamo che diciamo, il pubblico, quindi prima fra tutti amministrazione comunale e Regione Sicilia prendano coscienza insomma, che il titolo di capitale della cultura è questa enorme quantità di denaro che è arrivata nella città, non si può spendere solo ed esclusivamente per eventi, ma doveva essere almeno una parte investita per servizi. Anche perché di questi tantissimi eventi non si sa nulla, promozione a livello zero, insomma, eventi per pochi eletti, diciamo. Ma al di là degli eventi per pochi eletti, gli eventi dovevano essere al contrario la cassa di risonanza di una città organizzata. Una città che purtroppo con i servizi, primo fra tutti quello dell'acqua, che continua oggi ancora in mancanza dell'apertura del dissalatore, della realizzazione del completamento del dissalatore, continua a mettere in difficoltà non soltanto i cittadini, ma naturalmente anche le strutture che lavorano sul territorio. C'è qualcosa che non è andato per il verso giusto. È il momento sicuramente alla fine dell'anno di tirare le somme e vedere effettivamente che cosa è andato e chi ha da prendersi delle responsabilità se le piglia